Silvano Trevisan è un nome che ha Sant'Ostino di Livenza. Questo è il nome originario della cittadina all'estremo confine con la provincia di Treviso, meglio conosciuta come San Stino di Livenza. Non dice nulla praticamente a nessuno del luogo. Si tratta di un ingegnere 69enne, probabilmente andatosene dal paesello natio alcuni decenni prima, tanto che di lui non resta in quest'area del Veneto neppure un nucleo familiare stretto. Eppure la notizia del suo rapimento, avvenuto in Nigeria, dove si trova per lavoro con una impresa libanese, ha fatto rapidamente il giro del paese. L'uomo è stato sequestrato assieme ad altri 6 colleghi, 4 libanesi, un inglese ed un greco, nel compound in cui alloggiavano, dove il blitz di un commando islamista già responsabile di eccidi ed attentati nel paese ha provocato la morte del militare di guardia ed il rapimento dei professionisti nella Nigeria nord-orientale. In risposta all'intervento militare in Mali e all'appoggio diretto proprio della Nigeria alla forza militare internazionale impegnata in quel paese africano, le forze estremiste hanno risposto incrementando le azioni terroristiche, incluso il sequestro di cittadini stranieri. L'allarme rosso è scattato tra tutte le ambasciate occidentali, dal Canada agli Stati Uniti, dalla Germania alla Gran Bretagna, che dopo l'attacco all'impianto estrattivo di In Amenas in Algeria si sono rincorse nel mettere in guardia i propri concittadini sul deterioramento delle condizioni di sicurezza in Nigeria. La stessa ambasciata italiana, con una nota indirizzata ai connazionali a metà gennaio, sottolineava l'accresciuto rischio di atti ostili a partire dai sequestri di persona. Le autorità diplomatiche italiane avevano quindi raccomandato di esercitare la massima cautela, di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitandoli del tutto nelle ore notturne fuori dai centri abitati e nelle zone periferiche delle città. Trevisan è il secondo italiano sequestrato in Nigeria, l'altro è un giovane cooperante di origine palermitana. La Farnesina è in costante contatto con le autorità del luogo per seguire l'evolversi della drammatica vicenda.